Giulio Dolcetta nasce a Castelfranco Veneto nel 1880. Si laurea in ingegneria e, appena finiti gli studi, dirige giovanissimo la società Elettro Ligure di La Spezia. Nel 1917, per conto della banca commerciale, ricopre l'importante incarico di guidare il gruppo elettrico sardo. Inizia così il suo forte legame con la Sardegna. Profondamente convinto che per lo sviluppo economico dell'isola fosse di fondamentale importanza l'attivazione dell'industria idroelettrica, appoggiò il progetto per la costruzione della diga sul fiume Tirso, ideato dall'ingegnere Omodeo, che prevedeva la costruzione di centrali idroelettriche e la conseguente trasformazione irrigua delle campagne che avrebbe modernizzato l'agricoltura e la zootecnia sarda. Il 23 dicembre 1918, appena un anno dopo il suo arrivo in Sardegna, Dolcetta costituisce con i capitali del gruppo elettrico sardo ed in linea con il suo programma la Società Bonifiche Sarde ed acquista oltre 9.000 ettari di terreno negli stagni del Sassu a sud di Oristano, attivando l'imponente progetto di regolamentazione delle acque e di trasformazione agraria che per lunghi anni sarà modello esemplare per l'isola. Gli anni successivi Dolcetta sostiene attivamente il piano di bonifica dell'Oristanese, ideato dal deputato terralbese Felice Porcella e fatto suo dall'avvocato Pierazzuoli. Il progetto, analizzato e migliorato dal gruppo di tecnici legati al Dolcetta, tra i quali l'ingegnere Dionigi Scano, fu poi acquisito interamente dalla Società Bonifiche Sarde e, trattandosi di un'opera di interesse nazionale, Dolcetta chiese l'intervento finanziario dello Stato. La Grande Guerra interruppe i lavori per la costruzione della diga sul fiume Tirso, già inclusa nel progetto di bonifica ripresi solo nel 1919, ma non quelli per la bonifica dell'Oristanese. Nel frattempo, la Società Bonifiche Sarde riceveva dal governo una concessione per la bonifica della piana di Terralba, dello stagno di Sassu e delle sue adiacenze, dove continuarono le opere di bonifica, e la richiesta di un ulteriore finanziamento con cui poté avviare la deviazione del Rio Mogoro, il disboscamento di Linnas e la coltivazione dei terreni vitigni di viti americane già acquisiti dalla società. Nella proprietà Tanca del Marchese, Dolcetta, ristrutturando l'edificio rustico detto La Cascina, stabilì la prima sede direzionale della società. Il nostro, intanto, cercò di ottenere il consenso per il suo progetto di bonifica integrale, scrivendo nel 1921 una lettera aperta indirizzata a tutte le notabilità sarde, nella quale metteva in discussione i luoghi comuni che vedevano la Sardegna destinata ad immobilismo economico e, dopo una ricognizione analitica delle problematiche sarde, indicava nella elettrificazione dell'isola e nella bonifica dei terreni paludosi il rimedio per il progresso economico e sociale e la futura modernizzazione dell'isola. I risultati dell'intensa attività di Dolcetta non tardarono e nel 1922 egli poté installare nelle aree appena risanate del Terralbese 6 grandi aziende agricole improntate alla sperimentazione agraria e all'utilizzo delle più raffinate tecniche agrarie, come ad esempio l'aratura elettrica. Già nel 1923 poté assistere alla distribuzione dell'energia elettrica prodotta dalla Società Elettrica Sarda nella centrale del lago Omodeo, anche se la diga sul Tirso venne ufficialmente inaugurata solo l'anno dopo alla presenza del re Vittorio Emanuele III. Lo sbarramento del Tirso concorreva positivamente non solo alla produzione di energia elettrica, subito assorbita dalle industrie, ma anche alla regolamentazione del regime idrografico e all'irrigazione del Campidano di Oristano, dove intanto continuavano fervide le attività di bonifica. È il 1924, quando l'infaticabile Dolcetta costituisce assieme alla Montecatini la Società Sarda Ammoniaca e Prodotti Nitrici con sede a Oschiri, alimentata dalla centrale elettrica del Coghinas. L'anno successivo Dolcetta, assieme ad altri industriali e tecnici cagliaritani, fu chiamato da Paolo Pili, allora segretario provinciale del Partito Nazionale Fascista di Cagliari e direttore dell'Unione Sarda, per affrontare in maniera razionale il problema dell'industrializzazione dell'isola e il potenziamento dei traffici marittimi con i paesi del Mediterraneo e con l'America. Dolcetta espose l'ambizioso progetto di creare un porto franco a Cagliari, un grande emporio di merci destinato al traffico mediterraneo, possibile a suo avviso solo convogliando le rotte del commercio americano ed effettuando un collegamento diretto con le industrie metallurgiche del Sulcis Iglesiente, all'epoca in piena attività. Il progetto, mai realizzato per ragioni politiche, mostra la raffinata visione imprenditoriale di Dolcetta che istituisce profondamente l'interrelazione tra sistema dei trasporti e sviluppo economico.
Sempre nel 1925 Dolcetta, affiancato dall'avvocato Francesco Loriga, fu eletto presidente della Federazione Provinciale degli Industriali di Cagliari, in seguito chiamata Unione degli Industriali. L'abbinamento delle doti carismatiche del primo con quelle organizzative del secondo stimolò l'associazionismo degli industriali nel Cagliaritano e la promozione delle attività imprenditoriali in tutta l'isola. Anche in questo campo le iniziative di Dolcetta non si fecero attendere. Nel giugno 1926, nel corso di una riunione alla Camera di Commercio, egli propose di costruire un padiglione sardo alla Fiera di Milano, finalizzato a presentare una nuova immagine della Sardegna. Una Sardegna che, usando le sue stesse parole, vive, pensa e opera insonne nei campi, nelle officine, nelle miniere inesauribili. Il pensiero di Dolcetta rifletteva in larga misura le esigenze della nuova classe dirigente, convinta che fosse necessario agevolare l'istruzione popolare, la formazione professionale e quella universitaria, ma anche promuovere iniziative culturali e attivarsi per la risoluzione dei problemi atavici dell'isola. A questo scopo non esitò ad appoggiare in quello stesso anno l'appena costituito Ente di Cultura e di Educazione della Sardegna e nel 1927 la rivista mensile Mediterranea. Con la diffusione capillare del fascismo in Sardegna venne però meno la spinta collaborativa tra Stato, industria e banche, che avevano precedentemente sostenuto la diffusione dell'imprenditorialità, e le forze conservatrici cominciarono ad ostacolare i progetti di Dolcetta e del suo gruppo. Nel 1927 l'ingegnere fu duramente attaccato dalle élite agrarie locali, forti del loro legame con la dirigenza fascista, che non vedevano di buon occhio un'eccessiva modernizzazione del comparto che avrebbe messo a rischio i loro antichi privilegi economici. Ma lo stesso Credito Italiano, che riuscì a gestire la maggior parte dei contributi stanziati dallo Stato per le bonifiche della Sardegna, attacca Dolcetta e la sua opera. Nell'Oristanese, intanto, si cominciava l'assegnazione delle terre bonificate a coloni sardi e veneti, che andarono a popolare il centro di Alabirdis, villaggio Mussolini, che dal 1930, con evidente scopo propagandistico, fu chiamato Mussolinia di Sardegna, l'attuale Arborea, dove l'ingegnere, insieme alla famiglia, risiedeva. Il villaggio è inaugurato il 29 ottobre 1928 dal ministro Costanzo Ciano, in rappresentanza del capo di governo Mussolini e del re d'Italia Vittorio Emanuele III, che lo visiterà solo l'anno dopo, costituirà un'eccezione nell'arretrata economia sarda ed un esempio eloquente dell'attività di Dolcetta e del suo gruppo. Agli inizi degli anni 30, la banca commerciale italiana, che aveva sostenuto i progetti di Dolcetta, entrò in crisi a causa dell'immobilizzazione di una parte consistente dei suoi capitali. L'intervento dello Stato, che attraverso la creazione di un nuovo ente statale, l'IRI, rilevò il portafoglio della banca commerciale, ebbe come immediata conseguenza in Sardegna l'estromissione di Giulio Dolcetta dalla presidenza del gruppo elettrico sardo e dall'Unione degli Industriali. Per l'ingegnere era venuto il momento di lasciare l'isola. La partenza, tuttavia, non significò il totale distacco dalla terra che aveva contribuito a modernizzare. Egli continuò a occuparsene anche negli anni successivi come consulente del gruppo elettrico sardo e quando necessario, come accadde nel 1935, si espose anche personalmente presso il governo per risolvere, in forza del legame affettivo che ormai lo legava alla Sardegna, le tormentate questioni della metallurgia dell'Iglesiente, il cui destino era legato alla disponibilità di energia elettrica a basso costo. Non esitò a scrivere al Ministro dei Lavori Pubblici per spiegargli che la produzione elettrica delle centrali dell'Alto Flumendosa, rimaste incomplete dopo la sua partenza dall'isola, sarebbero state in grado di fornire tutta l'energia necessaria a far funzionare l'impianto metallurgico di Montevecchio. Ancora osservava, a difesa di quel programma integrale sardo, che la stessa centrale avrebbe evitato allo Stato di versare il previsto sussidio all'impianto di Monteponi e che essa avrebbe garantito al gruppo elettrico un margine di guadagno pari a 1 milione di lire all'anno, aspetto questo che lo avrebbe messo nelle condizioni di pagare in proprio i futuri lavori per il completamento della centrale. Dolcetta difese accanitamente il suo programma. Lo faccia eseguire, eccellenza. Non parlo per me, perché coloro che mi hanno voluto allontanare dalla Sardegna comandano ancora e questo mi impedirebbe in ogni caso di tornarci. Ma si tratta di un vero interesse nazionale ed anche di giustizia verso la Sardegna. L'accorato appello rivolto dal Dolcetta rimase inascoltato, ma la sua visione di modernizzazione e di apertura internazionale hanno segnato e tuttora segnano lo sviluppo economico della Sardegna.
a Giulio Dolcetta i sardi dovrebbero consegnare un diploma con la cittadinanza onoraria, proprio perché nello sviluppo della Sardegna moderna, della Sardegna contemporanea, egli è stato veramente un grande architetto di questo sviluppo, perché le sue qualità di ingegnere, di manager, di uomo dalla grande creatività imprenditoriale, ha dedicato soprattutto tutto nei confronti della Sardegna, di una Sardegna di cui lui ha creduto di poter risolvere lo sviluppo attraverso due grandi forze, la forza delle acque dei suoi fiumi e la forza dell'energia elettrica che quell'acqua dei fiumi potevano generare.